Merci sotto sequestro, anche se la produzione all'interno della Ideal Standard è ripartita. E non si ferma la protesta. Stamane nello stabilimento di Orcenico di Zoppola c'è stata un'assemblea molto accesa tra i dipendenti. Confronto e scontro tra diverse anime, idee e pensieri. Persiste oltre al presidio anche il blocco dei camion in uscita con la merce che continua nuovamente ad essere prodotta all'interno dello stabilimento. A fermarli una lunga catena con i lucchetti. Il materiale rimane a nostra disposizione perché è anche una nostra garanzia, una nostra polizza sulla vita, perché fin quando il materiale che noi produciamo non verrà portato via è una garanzia che qua non si chiude. Su questo punto gli operai sono fermi, l'azienda deve ritrattare sulla cassa integrazione. Deve decidersi finalmente, dopo un paio di mesi di estenuanti trattative, a capirla fino in fondo che bisogna firmare la cassa integrazione in deroga entro fine gennaio e ritirare la procedura di mobilità per tutti i lavoratori di Orcenico. Punto. Far ripartire Ideal Standard per i sindacati e non solo significa anche far ripartire il territorio pordenonese dal punto di vista lavorativo e sociale. L'azienda chiede lo sblocco delle merci, i sindacati in cambio al ritiro della mobilità entro gennaio e un incontro urgente. Si è ripreso il rientro, però ad oggi le preoccupazioni restano. La non firma della cassa integrazione in deroga ci preoccupa non poco, perché il 20 dicembre era chiaro il percorso che entro metà gennaio tutti i soggetti, compreso il Veneto, quindi anche la Donazan, anche lo stabilimento di Trichiana, ma l'azienda stessa e quindi noi, si doveva firmare la cassa integrazione in deroga. E intanto la politica friulana attacca quella veneta nel caso Serracchiani-Zanonato, troppo squilibrio nelle trattative sindacali per Electrolux e Ideal Standard. E credo che la posizione assunta anche da Deborah Serracchiani nei confronti del ministro Zanonato sia davvero importante. E proprio per questo vediamo con positività e sostegno l'azione intrapresa, la coraggiosa azione intrapresa dalla Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Beh, sicuramente le risposte del ministro Zanonato vanno in questa direzione, come per Electrolux anche per Ideal Standard. Noi vogliamo essere trattati come tutte le altre regioni.